Due drammatici scontri frontali nel pomeriggio sulla Postumia e sulla Pontebana, paese 3 feriti di cui uno gravissimo, 5 a Spresiano, traffico in tilt e lunghe code. Torna da un viaggio a Cuba e sta male, primo caso di dengue nella Marca, è una donna di 45 anni residente a Motta di Livenza, già scattata la disinfestazione contro la zanzara tigre, vettore della malattia. Nuova vittima della montagna, a perdere la vita il 62enne Diego Zanesco, guida alpina molto esperta, nei giorni scorsi aveva accompagnato sul Lagazzuoi il regista Oliver Stone. Un tassista di Mogliano è stato preso a pugni a Piazzale Roma da 2 aggressori coinvolti poco dopo in una rissa con accoltellamento che ha mandato 4 persone all'ospedale, 3 gli arresti. Migranti, 40 gli arrivi in un solo mese all'ex caserma Serena. Il sindaco di Treviso Conte invoca l'accoglienza diffusa e ai colleghi sindaci dice ora basta, ognuno faccia la propria parte. Si è chiuso con un bilancio positivo il Sipare sull'edizione 2023 di Suoni di Marca, riflettori accesi per 15 giorni che hanno portato numeri consistenti di spettatori a riscoprire la città. Cresce l'attesa per il Palio di Feltre, la città, sono giorni importanti anche dal punto di vista turistico, domani mattina diretta delle gare sulla nostra emittente. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma come ogni lunedì in primo piano il nostro sondaggio. Vi chiediamo di rispondere questa sera alla seguente domanda: spesa arriva il bollino per tetto del prezzo, è utile? Potete rispondere come sempre facendo uno squillo ai numeri che vedete sulle barre di colore verde se per voi la risposta è sì, rosso se per voi la risposta è no. L'esito del sondaggio verrà reso noto nell'approfondimento di prima serata, Ring in onda a partire dalle 21:15. Ma è la cronaca in primo piano nel nostro TG di questa sera, perché quella di oggi è stata una giornata segnata da 2 gravi incidenti stradali. Il primo si è verificato lungo la Postumia romana, paese, il secondo a Spresiano sulla Pontebana. 8 complessivamente i feriti, 1 è in condizioni gravissime. Sentiamo. Un sorpasso alla base del gravissimo schianto tra 3 mezzi, 2 furgoni e un camion a Paese. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 lungo la strada provinciale 102. 3 persone sono rimaste ferite, 2 in condizioni gravi portate con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso. Per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei veicoli incidentati, la Postumia, strada che da Paese porta a Castelfranco, è stata completamente chiusa al traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Secondo una prima ricostruzione, un 54enne rumeno alla guida del Fiat Ducato di proprietà di una ditta del Padovano, per cause in corso di accertamento, ha urtato frontalmente il Fiat Scudo di proprietà e condotto da un 59enne italiano del posto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. Il furgone, completamente distrutto, è finito dentro il fossato, l'altro in mezzo alla carreggiata. Poco più avanti un camion che sarebbe stato urtato da uno dei 2 veicoli. Il conducente di uno di questi mezzi è stato sbalzato sull'asfalto. Dall'altra parte della carreggiata si sono fermati camionisti e automobilisti per aiutare i feriti. Immediatamente sono stati allertati anche i soccorsi. A terra le parti del Fiat Scudo, lamiere contorte. È rimasto in mezzo alla strada anche il secondo furgone, il Ducato, la parte anteriore distrutta dall'impatto. La Postumia è rimasta chiusa per diverso tempo, notevoli disagi alla viabilità con code di auto che sono rimaste ferme fino a quando la provinciale non è stata riaperta. I 2 furgoni sono stati posti sotto sequestro. A Spresiano, un'ora dopo, intorno alle 16:10, altro incidente lungo la statale Pontebana, uno scontro frontale tra 2 veicoli, 5 i feriti trasportati con le ambulanze del SUEM 118 negli ospedali di Treviso e Montebelluna. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri ed una del nucleo operativo radiomobile di Treviso. Torna da un viaggio a Cuba e sta male, primo caso di dengue nella Marca, è una donna di 45 anni residente a Motta di Livenza, già scattata la disinfestazione contro la zanzara tigre, vettore della malattia. Al rientro da Cuba ha iniziato ad accusare febbre, forte mal di testa, dolori articolari. Gli accertamenti sulla donna hanno confermato la malattia. È una 45enne domiciliata a Motta di Livenza, il primo caso di dengue quest'anno nella Marca. In ogni caso noi speriamo che nel giro di qualche settimana
con terapie di antinfiammatori, cortisonici e antipiretici la signora possa rientrare tranquillamente dalla sintomatologia. Di origine virale, la Dengue è trasmessa all'uomo nel nostro territorio dalle zanzare tigre che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Di qui l'importanza della disinfestazione. Il servizio igiene dell'ULSS 2 è immediatamente intervenuto. Sono intervenuti in accordo col sindaco, hanno fatto la disinfestazione importante contro le zanzare a 200 metri intorno all'abitazione della persona e quindi i cittadini possono stare tranquilli assolutamente. La Dengue è diffusa nelle zone tropicali e subtropicali. In questa stagione di viaggi e vacanze arrivano quindi le raccomandazioni dell'azienda sanitaria. Consigliamo a tutti che vanno in queste aree a rischio di utilizzare repellenti per la pelle, ci sono, non faccio nomi commerciali, ma voglio dire ci sono, di vestire possibilmente in abiti chiari e lunghi da coprire le parti del corpo e quando si dorme utilizzare zanzariere. Per partire in tranquillità per le vacanze in località tropicali o paesi a rischio per tutta una serie di malattie esiste un apposito servizio in ogni ULSS del Veneto. C'è un servizio apposito dove si può telefonare, si trova nel sito dell'ULSS e chiedere appunto ai nostri specialisti delle malattie tropicali, ma soprattutto che danno indicazioni per i paesi ovviamente tropicali, i paesi stranieri, quindi quali sono le vaccinazioni da fare per evitare appunto di contrarre delle patologie che sono legate proprio alla trasmissione da vettori che troviamo nel mondo. Ancora cronaca, un tassista di Mogliano è stato preso a pugni a Piazzale Roma da due aggressori coinvolti poco dopo in una rissa con accoltellamento che ha mandato 4 persone all'ospedale. La polizia ne ha arrestate 3. È successo alle 4 del mattino di domenica. Una rissa furiosa con 4 accoltellati e un paio di contusi. La violenza che ha portato 4 persone all'ospedale, di cui 2 in condizioni gravi, scoppia a Piazzale Roma attorno alle 4 del mattino di domenica tra tunisini, kosovari e bengalesi. Quali ne siano stati i motivi lo stabiliranno le forze dell'ordine che stanno ricostruendo il quadro esatto di una notte di follia. Di certo c'è solo l'inizio. Un tunisino visibilmente alterato salta su un taxi già prenotato dall'aeroporto pretendendo per lui la corsa. A dargli manforte arriva un connazionale e per il tassista originario di Mogliano le cose si mettono male. È stato ripetutamente colpito dalle spalle e anche da davanti, per cui... Con pugni quindi? Sì, lui ha cercato di proteggersi, infatti ha diverse contusioni sia a livello facciale che alla testa, al braccio. E lì è stato fortunato perché sono intervenuti i clienti successivi che erano là che assistevano. Marco Bortolan, presidente del Radio Taxi Venezia Mestre, conosce personalmente il collega aggredito. Ce lo racconta emotivamente provato, nonostante sia una persona forte con una lunga esperienza di lavoro notturno. Un lavoro sempre più pericoloso, non solo a Mestre, anche a Venezia. Piazzale Roma è così. Piazzale Roma è così. Cioè, tu non mi crederai, però purtroppo Piazzale Roma è un ricettacolo di gente che arriva e purtroppo sappiamo bene che hai la crème della crème. Arrivare però a essere picchiati e comunque maltrattati no, perché non lo accetto, personalmente non lo accetto. Io rappresento la maggioranza dei tassisti qua a Mestre. Con che spirito si può tornare a lavorare oggi quando non è garantita nemmeno l'incolumità fisica? La categoria lo denuncia da tempo. Fatti del genere stanno tristemente diventando molto frequenti. Dobbiamo dare delle risposte, che sia un protocollo di sicurezza, dobbiamo intervenire con una vigilanza privata fissa. Lo facciamo perché ovviamente mi chiedono questo. Noi vogliamo lavorare tranquilli. Sono stati identificati dai carabinieri 4 degli almeno 6 partecipanti alla rissa che si è verificata ieri pomeriggio, pare per futili motivi, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Treviso, lato San Zeno. Le pattuglie dei carabinieri intervenute sul posto hanno identificato 4 trentenni nigeriani regolari sul territorio nazionale con precedenti di polizia. Sono stati denunciati e sono in corso indagini per risalire alle motivazioni alla
alla base dell'episodio e all'identità di altri coinvolti appunto nella rissa, che poi all'arrivo delle forze dell'ordine si erano dati ad una precipitosa fuga. E continuiamo a parlare di migranti, perché nel solo mese di luglio sono stati 40 gli arrivi all'ex caserma Serena. Conte si rivolge ai colleghi sindaci. Ora basta, dice, ognuno faccia la propria parte. Bisogna cominciare a dire basta a questa accoglienza ormai sproporzionata all'interno della caserma Serena. Non può essere più la soluzione. Io l'ho detto al prefetto, l'ho detto a tutti i prefetti, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative per evitare tendopoli e per evitare grandi centri di accoglienza. Ora però aspettiamo risposte anche da parte del governo, perché la situazione comincia a essere complicata. Sono stati 40 nel solo mese di luglio gli ingressi di nuovi richiedenti asilo all'ex caserma Serena ai confini tra Treviso ed Osson. La struttura conta al momento 520 ospiti, un numero che per il sindaco Mario Conte, tornato a invocare l'accoglienza diffusa, è già ben oltre l'accettabile, e ai suoi colleghi lo dice chiaramente. Ogni sindaco dovrà fare la sua parte. Capisco che nessuno vuole portarsi a casa queste persone, è altrettanto vero che però grandi disagi non possono ricadere sulle spalle di pochi sindaci. Io rispetto la levata di scudi, è altrettanto vero che io nella mia città 500 persone tutte all'interno dello stesso posto non le voglio più. Situazione al limite quella dell'accoglienza, mentre sul fronte dell'ordine pubblico Conte incassa con soddisfazione l'efficacia del dispositivo messo in campo dalle forze dell'ordine tra Piazza Borsa e la stazione. Stiamo lavorando in sinergia con le forze dell'ordine tutte e con il coordinamento della prefettura per cercare di limitare sempre più questi episodi. L'obiettivo nostro è prevenirli. Nel momento in cui però qualcosa continua a succedere, mi fa anche piacere vedere che le forze dell'ordine sono presenti in quel quadrante e nel giro di pochi minuti intervengono e fermano i responsabili. Infine il tema dei fondi PNRR stralciati, che Conte segue da sindaco e da presidente ANCI. Mi fido di questo governo, le interlocuzioni sono in atto per avere tutte le garanzie del caso. Io sono convinto che se ci sono dei progetti da rivedere perché in ritardo, perché non idonei a quella che erano le caratteristiche imposte dal PNRR, è giusto farlo, però penso anche che quelle città, e parlo a nome dei comuni veneti che si sono tanto impegnati per mettere in pista dei progetti adeguati, debbano continuare in quel processo di finanziamento. E proprio sulla questione dei fondi del PNRR stralciati è intervenuto oggi anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, fiducioso che il governo ponga rimedio alla cancellazione di 16 miliardi di euro destinati alle amministrazioni locali, che ha preso impegni, dice, va ristorato. Siamo tutti preoccupati, anche perché è arrivata questa scelta, diciamo, repentinamente. Allora, guardiamo la bottiglia mezza vuota, mancano 16 miliardi di euro, il taglio è stato fatto, e la bottiglia mezza piena è che il governo ha rassicurato per voce del Presidente del Consiglio che verranno sottoscritti e confermati gli impegni utilizzando i fondi di sviluppo e coesione, quindi fuori dal PNRR. Dall'altro c'è anche da dire che questa riprogrammazione comunque è utile per avere, diciamo, un obiettivo che sia molto più definito. Oggi abbiamo il grande tema dell'energia, il tema della sostenibilità, il repower. Ad esempio il Veneto ha presentato un progetto per 1,6 miliardi per l'idrogeno green. Noi abbiamo presentato, diciamo, per questa nuova visione 27 progetti per un totale di 10 miliardi di euro, proprio perché vogliamo andare nella direzione di ridisegnare il nostro PNRR. Ovviamente i sindaci e le amministrazioni, soprattutto quelle che hanno impegni concreti sottoscritti, contratti, incarichi o meglio ancora gare, devono avere ristoro degli impegni che si sono presi. Da domani 1 agosto centinaia di famiglie perderanno il reddito di cittadinanza. Sul fronte lavoro l'attenzione degli operatori è massima, sia nel settore turismo che in quello dell'agricoltura serve personale. Secondo Federalberghi dal sud potrebbero arrivare nuove braccia, potrebbe arrivare nuova forza lavoro. Sentiamo. Già nei primi mesi dell'anno abbiamo registrato qualche leggera flessione della domanda di lavoro in alcuni comparti industriali
che potrebbe essere legata a tantissimi fattori, ma potrebbe essere anche un primo sintomo. Sono 169.000 le famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza che hanno già ricevuto dall'INPS il messaggio di sospensione del sussidio del 1° di agosto. Sussidio che dunque si ferma con oggi per tutti i nuclei ritenuti nelle condizioni di lavorare. Si tratta di famiglie in cui non vi sono over 65 minori o disabili. Veneto Lavoro fa sapere che secondo i dati INPS nel 2021 i nuclei familiari percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto 40.124. Nell'ultimo mese disponibile, febbraio 2022, hanno percepito il reddito 5.558 persone nella Marca. Ed è proprio l'Osservatorio di Veneto Lavoro che fornisce un report mensile sul mercato a confermare come il taglio del reddito agli occupabili sarà motivo di monitoraggio. Tra i settori che più stanno soffrendo della mancanza di manodopera ad oggi c'è l'agricoltura. In agricoltura si è alla ricerca di modalità alternative per far fronte a quei picchi produttivi, per esempio nell'ambito stagionale, e per reperire quella manodopera necessaria, quindi attraverso forme di appalto o altre tipologie di ricorso appunto ai lavoratori, perché proprio si fa una fatica enorme. Cresce l'occupazione nel settore del turismo, il gap tra domanda e offerta denunciato d'inizio stagione è stato in parte colmato, ma anche in questo settore l'attenzione sul taglio del sussidio rimane alta. Di sicuro potremo trovare molte più proposte di lavoro rispetto a quante sono adesso. Magari ci sarà qualcuno che da giù oppure da zone un pochino più sfortunate deciderà di tentare di venire al nord come si faceva una volta, ma questo ci darà forse un 20% che già nel nostro caso sarebbe molto. Ancora cronaca, c'è anche una furibonda lite familiare tra gli interventi per i quali è stato richiesto l'intervento della polizia locale di Castelfranco nel fine settimana. Il violento litigio a suon di botte e schiaffoni ha coinvolto un intero nucleo familiare nel quartiere Bella Venezia. Gli agenti, chiamati dai vicini ed intervenuti in forze sul posto, hanno faticato non poco a calmare gli animi. Quello appena trascorso è stato un fine settimana di grande lavoro per i vigili di Castelfranco, impegnati anche nei controlli del traffico, elevate diverse sanzioni per guida pericolosa per sorpassi, auto prive di assicurazione e revisione, mentre un cittadino residente nel veneziano ha dovuto farsi riaccompagnare a casa in quanto la patente gli è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. E torniamo a parlare della raffica di furti che sono stati messi a segno negli ultimi giorni della Marca, anche con l'utilizzo di flessibili e smerigliatrici per aprire le cassaforti nelle abitazioni della gente in vacanza. I carabinieri hanno rinforzato i presidi ed è caccia alla banda. Incursioni vere e proprie da parte di malviventi senza scrupoli. I furti rimangono una piaga della Marca. Nelle ultime 2 settimane diversi colpi in abitazioni ed è caccia alle bande che stanno facendo razzie in diversi comuni della provincia armati di flessibili e smerigliatrici. I carabinieri hanno rafforzato i presidi per monitorare la situazione e prevenire questo tipo di reati. I militari dell'Arma stanno acquisendo in queste ore le immagini della videosorveglianza nelle vie e strade battute negli ultimi giorni dai malviventi. Ma quali zone sono maggiormente attenzionate dai ladri? Non si può generalizzare, però sicuramente zone residenziali e zone dove abbiamo magari delle abitazioni isolate o dove c'è magari una scarsa illuminazione sicuramente si prestano di più. La collaborazione dei cittadini è fondamentale, l'appello dell'Arma: chiamate il 112 se vedete situazioni anomale nei comuni o nei quartieri dove abitate. Ma mi sento di dire due aspetti. Da un lato cercare di approfondire la collaborazione con i propri vicini, quindi avere un buon rapporto di vicinato. Del resto in questo senso ormai si stanno muovendo molte amministrazioni comunali, anche istituendo queste zone di controllo del vicinato, no? È una forma di controllo sociale che deve servire proprio nel momento in cui un residente si allontana, e quindi ci possono essere i vicini che in qualche misura possono svolgere un'attività di vigilanza e di ascolto, e quindi da questo punto di vista dare una mano alle forze di polizia. È importante allertare i carabinieri non solo quando purtroppo il furto è avvenuto, ma anche per segnalare eventuali movimenti di soggetti sospetti, di autovetture. Ogni informazione per noi è importantissima proprio per orientare le nostre pattuglie sul territorio in questo periodo dove, ripeto, stiamo cercando di incrementare lo
sforzo, la nostra presenza sul territorio in tutta la Marca. Ad un imprenditore di Preganzioli i ladri hanno portato via beni per 40-50 mila euro. Banda professionista dei furti, le indagini dei carabinieri per identificare i ladri. Parliamo ora di benzina. Con un guadagno medio di 3 centesimi al litro, i benzinai tornano a far sentire la loro voce come anello debole della catena. Dicono, domani è previsto un tavolo con il Ministero e sempre da domani i distributori dovranno esporre il cartello con il prezzo medio del carburante in Veneto. Cartelli con il prezzo medio della benzina da domani in bella vista ai distributori. Potrebbe essere l'occasione per orientarsi nella babelle degli aumenti degli ultimi giorni. Per Moreno Parin, coordinatore dei gestori di carburanti di Treviso, la novità introdotta dal governo altro non farà se non consentire a chi ad oggi espone a costi inferiori al prezzo medio di ritoccare al rialzo. Flavio Convento, presidente FAIB regionale, annuncia intanto nuovi aumenti in arrivo. Nei prossimi giorni ci sarà ancora un aumento del Platz, quindi avremo un aumento di 12-13 millesimi sul prezzo finale, quindi sicuramente per i vacanzieri un costo oneroso per le vacanze che vogliono fare. Sicuramente c'è molta più richiesta e quindi in automatico il prezzo aumenta. Sicuramente è aumentato il prezzo del petrolio, sono prezzi non contenuti ma sicuramente che vanno come va il mercato. Il prezzo medio al litro di gasolio e benzina in provincia di Treviso rilevato sul sito Osserva Prezzi Carburanti del Ministero alle 8 del mattino del 30 di luglio era di 1,74 euro per il gasolio, 1,88 euro per la benzina. Nulla a che vedere con i prezzi esposti in autostrada, dove già da sabato benzina e gasolio raggiungevano anche i 2,5 euro al litro. Chissà se i cartelli ribattezzati antifurbetti in questo caso avranno il loro effetto. I gestori intanto ribadiscono la loro contrarietà. Sono prezzi fuorvianti, quindi sono prezzi che non indicano effettivamente il prezzo che troverete sulla pompa. Di stare molto attenti, quindi guardare quant'è il prezzo di vendita che troverete sull'impianto e rifornirsi in quel momento lì. Ricordiamo sempre che il prezzo che noi troviamo sugli impianti sono prezzi che sono gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. Vi faccio un esempio, una delle critiche che stiamo facendo in questi giorni è che molto spesso alcune compagnie petrolifere cambiano il prezzo da remoto e l'onere va sempre al gestore e su questo noi siamo molto contrariati. E torniamo a parlare dei danni provocati dalle ripetute ondate di maltempo che si sono abbattute in provincia di Treviso negli ultimi 10 giorni. I pannelli fotovoltaici danneggiati dalla grandine, secondo gli elettricisti di Confartigianato, per il ripristino ci vorranno tempi lunghi e si temono costi maggiorati a causa dell'improvviso boom di richieste. Prima il boom di impianti solari legati al superbonus e al caro energia, ora la grandine che ha distrutto anche pannelli fotovoltaici installati solo 2 mesi fa. Una combinazione perfetta per fare il massimo dei danni e ora per ripristinare quello che il maltempo ha devastato ci vorranno tempi lunghi a causa dell'improvviso boom di richieste. A dirlo sono gli elettricisti di Confartigianato che mettono innanzitutto in guardia rispetto alla sicurezza. Ci rendiamo conto che la situazione è grave anche perché in questo momento qua tutte queste problematiche sommate l'una all'altra creeranno sicuramente dei problemi non indifferenti. L'impianto fotovoltaico è formato da stringhe, quindi ci sono tanti pannelli, più o meno pannelli messi in serie che funzionano l'uno con l'altro. Se uno non funziona, tutta la stringa non funziona più. È importante allertare l'assistenza in questo caso in modo che non sia più pericoloso. Chiaro che nel momento in cui la parte elettrica si dovesse chiudere per acqua o roba del genere potrebbe provocare delle scariche e quindi potrebbe anche generare incendi, quindi è importantissimo comunque mettere l'impianto in sicurezza. Impianti fuori uso significa perdita di produzione di energia. Una casa che ha magari un fotovoltaico da 4,5 kW, 6 kW può avere una perdita mensile di circa 100-150 euro di mancata produzione. Se noi lo riversiamo in un impianto industriale con 400 kW arriviamo ai 10.000 euro. Quanto al ripristino si rischia di andare incontro a veri e propri salassi. Per poterli sostituire bisogna montare dei dispositivi antinfortunistici, quindi là si parte da 1.000-2.000 euro solo per quanto riguarda i dispositivi antinfortunistici. I pannelli fotovoltaici al momento possono costare più o meno 230 euro l'uno, però immagino che aumenteranno sicuramente di prezzo e si va a finire facilmente intorno agli 7-8 mila euro. Ho una signora che è rimasta vedova che
aveva fatto l'impianto fotovoltaico il marito, lei adesso non ha disponibilità per sistemarlo, stiamo cercando di vedere come fare per darle una mano. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il TG di Treviso, parliamo dei cantieri per il rifacimento del porfido in centro città. Oggi il cantiere da Via del Corso si sposta verso Piazza Borsa, i lavori dureranno circa un mese. Nonostante il maltempo siamo in pieno cronoprogramma e anche avendo dovuto subire la sostituzione di qualche tubo. Tutto procede secondo i piani, dunque, e i disagi sembrano essere stati limitati. Cominciati invece i lavori per il rifacimento del porfido nella zona verso Piazza Borsa. Inizia anche quello che avevamo già anticipato, il secondo stralcio del cantiere, che quindi l'abbiamo sempre suddiviso in 2 sottocantieri proprio per dare il minor disagio possibile. Interessato il tratto di Corso del Popolo da Via Diaz a Via Zorzetto. Una volta concluso si procederà con il rifacimento della pavimentazione fino a Via Manin, tratto che con Via Collalto resterà aperto in entrambi i sensi a residenti e frontisti. L'ultimazione dei lavori terminerà entro il 15 settembre, il giorno di apertura delle scuole. L'importo è di 250.000 euro e pensiamo, come abbiamo del resto fatto adesso, di non avere criticità e inconvenienti che possano ritardarci ulteriormente i lavori. Lavori estivi che si accompagnano ai tanti cantieri aperti in città, uno su tutti, quello alla stazione dei treni. La zona della stazione è una zona complessa perché abbiamo dovuto rifare tutti i sottoservizi dall'ATS, quindi dall'acquedotto, fognature, all'Enel, Telecom, però abbiamo sempre garantito i sensi di marcia anche al limite con una corsia al posto di 2, quindi il disagio ovviamente c'è stato, si è sentito di più nelle ore di punta, ma è sempre stato contenuto. Devo dire poi i lavori proseguiranno sia quest'estate e poi proseguiranno anche per un anno per fare la nuova uscita sotterranea della stazione. Disagi su traffico e viabilità, che assicura l'assessore, saranno ridotti al minimo. Garantiremo sempre il flusso di traffico, ovviamente pedonale, chiaramente ciclopedonale, ma anche carraio in tutte le fasi del cantiere. Se il PNRR ha stanziato delle risorse per l'infanzia, nulla è stato messo per sostenere i nidi e le scuole materne paritarie. A lanciare l'allarme è Assonidi. Noi privati, che siamo accreditati, quindi è come se fossimo parificati al pubblico, non abbiamo accesso a nessun tipo di fondo del PNRR, considerando che l'80% degli asili in Veneto è privato. L'obiettivo era quello di arrivare a 264.000 nuovi posti tra nido e infanzia entro il 2025. Nel PNRR c'è anche questo, un sostegno alle famiglie previa presentazione di progetti da parte dei comuni che l'Europa intende sostenere. Peccato che per chi i nidi li ha già e li gestisce sul territorio nulla sia stato previsto, nonostante il duro colpo già subito con il Covid e la mazzata dei rincari tra pannolini, generi alimentari, energia e gas. Io vedo in generale un 15% di aumento e parlo di me che faccio la spesa e sentendo altre che hanno la mensa esterna, quindi catering tipo, mi parlano anche di aumenti di 30-40 centesimi a pasto, che possono sembrare pochi, però è ogni giorno per 5 giorni per almeno 11 mesi. Il contributo statale per le strutture private accreditate è stato redistribuito. Asili come quello gestito da Elisa Pisani hanno perso 7.000 euro in un anno. Un duro colpo che ha costretto anche diverse imprenditrici dell'infanzia come lei a lasciare. C'è chi ha proprio chiuso del tutto e chi invece ha deciso di cedere l'attività e in tante stanno decidendo di cedere ora, anche perché c'è un altro piccolo problema. I fondi che ci arrivano poi sono tutti tassati. Quindi anche lì ci arrivano dei fondi per aiutarci, ma allo stesso tempo poi la maggior parte dei soldi li dobbiamo restituire in tasse. Siamo stati un po' abbandonati. Si è chiuso ieri sera il sipario su Suoni di Marca. Sentiamo il bilancio di queste 2 settimane di concerti sulle mura di Treviso.
E il ritorno invece alla normalità è stato molto forte, perché normalmente i primi giorni sono quelli dove la gente viene e quant'altro, c'è la novità. In realtà quest'anno invece sono venuti sempre, addirittura gli ultimi giorni sono stati quelli più affollati. Pubblico affezionato ma anche spettatori entusiasti, quelli di Suoni di Marca 2023. Più di 58.000 gli ingressi totali registrati nei 16 giorni di festival. Un bilancio positivo che conferma come Suoni di Marca sia a tutti gli effetti l'evento dell'estate di Treviso. Avevamo sotto il palco una limitazione di 1.000 in capienza, 3 date sold out, tra l'altro, tra parentesi, quindi quelle a pagamento, e circa sui 2.800 persone al giorno in tutta l'area mercato. 300 gli artisti che si sono succeduti sul palco. Mi è rimasto impresso il cuore che ha messo Gianluca Grignani sul palco quando si è abbattuta una grossissima pioggia scrosciante all'ultimo pezzo, Descenso nel Paradiso. Il pubblico è rimasto incollato sotto il palco a cantare la sua canzone, e questo ha dato il segno che siamo tornati finalmente alla voglia di fare musica, di stare insieme. E proprio il maltempo che ha fortemente colpito Treviso e la Marca nelle scorse settimane non ha scoraggiato i visitatori. Fortunali che non erano previsti, le strutture hanno retto. Devo dire che l'intervento anche del Comune di Treviso, della Protezione Civile e di tutti quelli che sono operati per mantenere e riportare tutto in sicurezza ci hanno permesso di portare a termine la manifestazione. Si chiude il sipario ma si guarda già al prossimo anno, appuntamento quindi al 2024. Manteniamo le mura di Treviso, il nostro polmone verde della città, il cuore nostro di tutto questo staff che lavora per creare questo bel evento. Sono 200 ragazzi, senza di loro non si potrebbe fare questo evento. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano della pagina di Belluno del nostro notiziario con l'ennesima tragedia della montagna. È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita di Diego Zanesco, nota guida alpina. Si stava arrampicando in solitaria sulle Tofane senza l'ausilio delle protezioni ed è precipitato. Stava scalando la sud della Tofana di Rozes in free solo Diego Zanesco, 62enne guida alpina di Villa Bassa, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse una scivolata, il cedimento di un appiglio, non sono chiare le cause che nella serata di ieri hanno fatto precipitare l'uomo che scalava senza protezioni lungo la parete della Tofana, causandone la morte. A dare l'allarme attorno alle 20 è stata la moglie, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa e che con l'aiuto di un amico ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino che dopo alcune complesse ricognizioni sono riusciti ad individuare la salma, che è stata infine recuperata stamani per essere riportata a valle. So che è caduto giù ma non so nient'altro. Era una guida molto esperta, era un alpinista molto forte. Conosco da tanti anni, è sempre stata una gran persona più che altro. Ecco. E conosciuto e stimato lo era davvero Zanesco. Originario di Bressanone, era una guida alpina molto affermata anche oltre i confini dell'Alto Adige, grazie all'azienda Enrosadira, di cui è stato fondatore e con cui si occupava di accompagnare turisti appassionati alla scoperta delle meraviglie degli scenari dolomitici. Una fama testimoniata anche dal fatto che solo pochi giorni fa aveva portato il famoso regista americano Oliver Stone assieme alla moglie sul Lagazzuoi per illustrargli i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Una vita dedicata all'alpinismo, quella di Diego Zanesco, che ha sempre vissuto la montagna come una passione prima che una professione. Noi facciamo le guide di mestiere, ma fondamentalmente facciamo quello che è la nostra passione, quindi questo è, noi andiamo in montagna perché ci piace andare in montagna, in un modo o nell'altro. Non risultano offerte pervenute, quanto si legge in una nota diramata dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 in merito alla gara per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione della pista da bob Eugenio Monti a Cortina. L'opera, la cui realizzazione è uno dei temi più dibattuti nel contesto dell'evento olimpico del 26, dopo la prima fase di strip out è ora in attesa dei lavori di riqualificazione, ma ad oggi non è noto chi sarà il soggetto realizzatore. È già stata avviata, riporta la società, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e che avrà tempi contingentati e potrà garantire il rispetto delle tempistiche indicate nel disciplinare di gara relativo alla realizzazione dello sliding center di Cortina.
Ed ora torniamo a parlare del Palio di Feltre. Sono giorni importanti, ci si avvicina alle giornate clou con poi le gare più importanti nella giornata di domenica prossima, gare che la nostra emittente seguirà in diretta. Assessore, tra le varie voci turistiche che interessano Feltre, il Palio quanto è importante? Beh, il Palio è importantissimo, non solo direi per questa settimana di agosto, ma è importante anche tutto l'anno. Ma vorrei notare una cosa, che il Palio coinvolge tantissime realtà giovanili e sa trasmettere impegno, costanza e partecipazione, che sono valori che vivi durante il Palio ma poi ti servono anche nella vita. Assessore al turismo che ha una inequivocabile preferenza per una delle 4 gare, che per una volta non è però la corsa dei cavalli. Vengo dall'atletica e sono un grande amante della staffetta, però in questi ultimi periodi ho avuto l'occasione di presenziare a Feltre, in comune, alla nascita della società Tiro alla Fune, che già esiste in collaborazione con Quero, e soprattutto di nuovi arcieri. Sono realtà straordinarie, molto vivaci e che stanno arricchendo, oltre al Palio, altre iniziative nel contesto della città. Se però le gare della domenica, che Antena 3 trasmetterà in diretta, hanno un palcoscenico dedicato come Pra del Moro e il tiro dell'arco è ospitato da Piazza Maggiore, diversa è la vita della staffetta, che sì arriva davanti al municipio, ma che si gioca lungo via Mezzaterra. Dal punto di vista strategico io non l'ho mai fatta, ho avuto un fratello che l'ha fatta per diversi anni, mi diceva che di fronte all'inizio di via Mezzaterra i primi 50-100 metri sono... Quando si comincia a salire? Quando si comincia a salire lì c'è lo strappo e lì si decide la corsa. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Il meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il mese di agosto si apre con l'influsso di una circolazione instabile. Previsione dunque che evidenzia ancora una certa incertezza meteorologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto martedì prevalenza di sole. Entro sera però potrebbero scoppiare i consueti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure, con rischio di fenomeni intensi e anche di grandinate. Vediamo le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque, con addensamenti nel corso del pomeriggio sui monti associati a locali rovesci. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà presente solo a tratti e la probabilità di temporali sarà invece più consistente. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.